Eccoci qua carissimi amici, buongiorno a tutti qua dalla Fiera Autodepo a Padova. Oggi 24 ottobre del 2020 abbiamo visto questa Alfa Romeo Giulietta che se l'ha portata a casa un sacerdote, si è fatto un piccolo regalino così. Andiamo avanti qua con il report, facciamo un po' così onore agli espositori di questa traccia di Fiera Autodepoca. Purtroppo non c'è l'affluenza degli anni scorsi e ci accontentiamo così. In questa emergenza sanitaria portiamo a casa quello che la strada ci offre. Ecco qua, guardate qua, da questa Alfa Romeo Giulia T, cilindrata 1600, eccola qua, color acqua fonte. Qua il cartello dice che è tutta in origine completamente e è qua in vendita. Ecco qua, la dedichiamo un po' a tutti gli appassionati di Alfa Romeo Giulia. Ci viene in mente subito il bravissimo Alessio Rocca, ormai anche lui si è dato alle Giulia con passione, con cura, con amore, e al socio Matteo Roberti, appunto, che è un po' il socio di Alessio, che vanno un po' alla ricerca delle Alfa Romeo Giulia. Ecco qua, per cui anche per loro e per tutti gli appassionati dell'Alfa Romeo Giulia mettiamo da parte questa traccia di auto. Guardate qua, è in esposizione, in vendita, è un buon conservato questo, targata a Roma, magari c'era anche l'anno scorso in vendita, ma noi la riprendiamo lo stesso. Eccola qua, salutiamo un po' tutti gli appassionati di Alfa Romeo. Eccola qua, e un po' tutti quelli che commentano il canale del Marvin. Siamo qua a Padova e abbiamo iniziato così i report. Qua gli espositori ci hanno detto che non si può aprire, per cui portiamo a casa la traccia dall'esterno. E poi niente ragazzi, per gli appassionati qua delle vecchie Lancia, eccola qua, abbiamo questa Lancia Fulvia GTE, appunto del 1968, che è un colore avorio. Eccola qua, e anche questa va in memoria. Eccola qua, guardate qua, bel conservato anche questa, ha documenti originali e interni color tabacco, e anche questo è un buon conservato, e anche questa finisce in memoria qua per gli appassionati. Eccoci qua ragazzi, vi ho fatto vedere già tracce di auto storiche, quello che appunto possiamo trovare qua a Padova quest'anno 2020. Eccola qua, questa GTE targata a Bari. Facciamo onore a chi è di Bari, salutiamo Alessandro Palumbo, so che è di Bari, e per cui a tutti i pugliesi dedichiamo quest'auto. Saluto Max e tutti gli appassionati, salutiamo Alberto Viani, appassionato di auto italiane, salutiamo la Jo chiaramente, che ci manca con le sue chiacchiere. L'anno scorso era qua con me, quest'anno purtroppo è andata così. Ragazzi, ciao a tutti, spettacolo, vai con la Fiera di Padova, terzo filmato, ciao a tutti.